Quella di ieri è stata un'importante giornata per le polizie locali della Regione Veneto. Non si è trattato solamente della commemorazione del Santo Patrono San Sebastiano, ma della quarta giornata regionale dedicata alla polizia locale. A riguardo è intervenuto l'assessore regionale Cristiano Corazzari, che ha voluto ringraziare tutti gli appartenenti ai corpi della polizia locale e dare risalto al loro operato, che li rende sentinelle del territorio, impegnati in un dialogo con i cittadini, oltre che tutori della legge. La giornata è stata istituita nel 2020 con la legge regionale numero 24 e si festeggia quindi il 20 gennaio, giorno in cui si commemora il santo patrono del corpo, San Sebastiano. Ogni anno l'evento viene organizzato da un comune diverso. Quest'anno è stato il turno del comune di Rovigo. Dopo l'alzabandiera si è celebrata la Santa Messa presso il Duomo di Rovigo. I gonfaloni delle polizie locali dei comuni capoluogo di provincia e delle delegazioni hanno poi sfilato per le vie cittadine. Sono stati infine premiati gli operatori di polizia locale meritevoli di encomio e la cerimonia della premiazione si è svolta presso il Teatro Sociale in Piazza Garibaldi. La polizia locale costituisce un importante investimento per l'amministrazione regionale, ha affermato l'assessore, sia per la formazione del personale che per le attrezzature e per i mezzi che vengono messi a disposizione, garantendo una risposta efficace alle richieste sulla maggior sicurezza. La Regione sembra sia impegnata a promuovere i sistemi di videosorveglianza a contrasto della criminalità e per la gestione delle situazioni a rischio. È il primo punto di contatto tra il cittadino e le istituzioni. Possiamo dire che in molti comuni la polizia locale è un punto di riferimento che aiuta il cittadino a non sentirsi solo, aiuta il cittadino ad avere un rapporto diretto e continuativo con chi può sostenerlo nel corso di sia le attività quotidiane, sia le attività lavorative, ma soprattutto nei momenti del bisogno in cui viene rivendicato questo ruolo fondamentale anche nell'esercizio della funzione di pubblica sicurezza. E questo lo sottolineo perché nel corso degli anni è stata fortemente estesa la competenza delle nostre polizie locali anche nell'esercizio di questa funzione di pubblica sicurezza, con sicuramente un aggravio lavorativo e con un aggravio anche in quelli che sono i termini di necessità di formazione per poter svolgere questo tipo di attività. È un ruolo a cui le nostre polizie locali hanno sempre adempiuto puntualmente, con grande professionalità e con grande dedizione, che va molte volte al di là di quelli che sono i loro stretti doveri lavorativi, e di questo dobbiamo veramente ringraziarli. La Regione del Veneto, naturalmente in base alle normative vigenti, ha una funzione di coordinamento delle polizie locali in relazione anche agli enti locali, di capacità di favorire il livello formativo e di capacità di attribuire agli enti locali quelle che sono le dotazioni necessarie. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.